Buongiorno, benvenuti. Pace del Signore a tutti quanti voi. A noi piace dare la pace, quella pace che Cristo ci ha dato. Ben collegati con noi questa mattina, siamo qui ancora chiusi nelle nostre case, ma questo non toglie che possiamo offrire il nostro culto al Signore, la nostra lode di ringraziamento. Facevo proprio questa considerazione in questi giorni, parlando dell'arca di Noè, e che Dio a Noè gli fece fare una finestra che era collegato in alto e non gliela fece fare lateralmente perché non doveva guardare i problemi, non doveva guardare quello che stava succedendo, le onde del mare, il diluvio, non doveva guardare, lui doveva guardare in alto. E noi come credenti, figli di Dio, dobbiamo guardare in alto anche in questa situazione. Anche se siamo nella nostra barca, nella nostra casa, nell'arca, voglio anche ricordarvi che con noi c'è il Signore. Perché Lui dice nella sua parola: io sarò con voi in ogni tempo. Vogliamo iniziare con un canto, una preghiera, e Katia sicuramente ci aiuterò. Io cercherò di cantare con lei, non sono molto bravo, ma canterò con lei alla lode e alla gloria di Dio. Quindi vogliamo iniziare con un canto per lodare il Signore. Amen. Alleluia a te, Signore. Te mio Dio, affido me stessa con ciò che sono per te, Signore. Il mondo mio è nelle tue mani e sono tua per sempre. Io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò, oh tu sei mio. Alleluia, grazie Gesù. Seguirò ovunque tu andrai, con lacrime e gioia, ho fede in te. Camminerò nelle tue vie, nelle promesse, per sempre. Io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò, io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò. Alleluia, sì, Signore, noi apparteniamo a te e noi crediamo in te, Signore, con tutto il nostro cuore. Alleluia. Tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Alleluia. Questo il nostro culto questa mattina. Ti adoro, Sì, Signore, ti adoriamo. e ti adorerò. Io ti adoro La tua Chiesa ti adora. e ti adorerò.
e ti adorerò. Ti adoro e ti adorerò. Io credo in te, Gesù, appartengo a te. Grazie, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò. Io credo in te, Gesù, appartengo a te. Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò. Io credo in te, Gesù, appartengo a te. Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò. Alleluia a te, Signore. Noi crediamo in te, Signore. La tua parola è verità e vita. Noi crediamo in te, Signore. Tu hai una parola per ognuno di noi, tu hai una parola di conforto questa mattina. Per quanti, Signore, stanno vivendo un momento difficile, per quanti hanno paura, per quanti non sanno a chi rivolgersi, Signore. Tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Questa mattina, Signore, vogliamo ringraziarti perché possiamo offrire un culto a te, un culto in spirito e verità. Signore, non dipende dal luogo né dalle circostanze, ma dipende da un cuore ben disposto e preparato per venire davanti a te, per offrire un culto a te, Signore. Ti ringraziamo, Spirito Santo, per quello che tu hai preparato per ognuno di noi questa mattina. Signore, grazie che possiamo entrare nelle case, nelle famiglie e possiamo predicare l'Evangelo di Gesù Cristo, la buona novella, la buona notizia. Grazie, Signore, perché tu questa mattina darai pace ai cuori, tu darai gioia, Signore, anche in mezzo al lutto, in mezzo alle difficoltà, perché tu sei l'unico che può cambiare il lutto in gioia. Grazie, Spirito Santo, noi confidiamo in te, nel nome di Gesù, il nostro Signore, l'amato tuo e l'amato nostro, il benedetto in eterno. Amen. 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 Gloria a Dio, gloria a Dio. Che bello lodare il Signore. Io sarei sempre lì a lodare il Signore, starei sempre a prendermi il tempo per lodare il Signore. Lodare il Signore è qualcosa di straordinario, è qualcosa che non possono toglierci. Ci possono togliere qualsiasi cosa, possono mettere anche in prigione, in galera, come succede nelle nazioni dove la Chiesa è perseguitata, ma li mettono in prigione, ma non possono togliere la gioia del Signore nel rendere il loro culto al Signore. Sì, un culto in spirito e verità, è proprio quel culto di cui Gesù parlava alla donna samaritana. L'ora viene, anzi è già avvenuto, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Lei si faceva questa domanda: dove dobbiamo andare ad adorare il Signore? Dobbiamo andare al Tempio a Gerusalemme? Dobbiamo andare nell'alto monte dove andiamo noi? E Gesù gli disse: donna, l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Gloria a Dio. Quindi anche questa mattina tu nella tua casa, io nella mia casa, possiamo offrire un culto al Signore. Quello che Lui desidera, il Signore, è un cuore che sia disposto a lodarlo e a benedirlo per ogni situazione, per ogni circostanza. So che ci sono momenti difficili, ci sono momenti che noi attraversiamo che sono molto difficili e che c'è difficile anche credere che il Signore è con noi, proprio come i discepoli nella barca. Signore, non ti curi di noi. No, il Signore era proprio lì nella barca. Il Signore gli disse a loro proprio: perché avete paura? Gesù era con loro nella barca.
E il Signore è con noi nelle nostre case, nelle nostre famiglie, e ancora di più voglio dirvi che Lui regna, Lui è seduto sul suo trono e il suo regno è stabile. Gloria a Dio, non è come i governi, i regni del mondo, no, no, il suo regno è stabile. Questa mattina parleremo qualcosa riguardo al regno di Dio. Bene, il messaggio della predicazione di questa mattina che il Signore ha messo nel mio cuore è parlarvi di una predicazione di Giona e la predicazione di Gesù. Vorrei farvi notare queste due differenze e quindi vogliamo rivolgerci alla parola di Dio, così come la troviamo scritto nel libro di Giona. Leggeremo il capitolo 3, leggeremo dal versetto 1 fino al versetto 10. Gloria a Dio. Il Signore ci aiuti, ci guidi e che possa toccare il mio cuore, le mie labbra e soprattutto il mio spirito, affinché io possa predicare, possa portare un messaggio secondo la sua volontà. Gloria a Dio. Nulla aggiunto o qualcosa che viene da parte mia personale, ma noi vogliamo essere semplicemente dei bicchieri, un bicchiere che riceve quell'acqua per poter donare l'acqua. E quest'acqua serve anche a me questa mattina, serve alla nostra famiglia. Or la parola dell'Eterno fu rivolta a Giona per la seconda volta dicendo: levati e va a Ninive, la grande città, e proclama ad essa il messaggio che ti comando. Così Giona si levò e andò a Ninive, secondo la parola dell'Eterno. Or Ninive era una città molto grande davanti a Dio, di 3 giornate di cammino. Giona cominciò a inoltrarsi nella città per il cammino di una giornata e predicando diceva: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutto. Allora i niniviti credettero a Dio e proclamarono un digiuno e si vestirono di sacco dal più grande al più piccolo di loro. Quando la notizia giunse al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per decreto del re e dei suoi grandi fece quindi proclamare e divulgare in Ninive un ordine che diceva: uomini e bestie, armenti e greggi, non assaggino nulla, non mangiano cibo e non bevono acqua, ma uomini e bestie si coprano di sacco e gridano a Dio con forza. Ognuno si converta dalla sua via malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non si rivolga e non si penta e mette da parte la sua ira ardente, e così noi non periremo. Quando Dio vide ciò che fecero e cioè che si convertirono dalla loro via malvagia, Dio si pentì del male che aveva detto di fare loro e non lo fece. Gloria a Dio. La mia domanda è questa, e quello che vorrei farvi notare: il messaggio di Giona. Noi abbiamo letto qui e c'è scritto anche la predicazione di Giona. Io personalmente in questo passo, in questa scrittura, mi pongo delle domande, e le domande sono: che predicazione era la predicazione di Giona? Non parla di Dio, non parla di Dio, non sentiamo che lui parla di Dio, non dà nessuna istruzione di cosa fare per rimediare alla loro condizione, ai loro peccati, al problema. Non si accenda un pentimento, ad un ravvedimento. In realtà sono solo parole che inducono al timore, portano terrore, sconcerto, ansia, paura. C'è solo un grido di un giudizio con una condanna già stabilita, cioè ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutto. Voi provate a immaginatevi la scena. Io me la sono sempre immaginata, no? Questa scena. Qualcuno che passa per la nostra città e inizia a gridare: 40 giorni e questa città sarà distrutta. Fra le altre cose noi vediamo alla fine del capitolo 4 di Giona, noi vediamo quanti abitanti c'erano, e qui ci dice la scrittura che erano
Versetto 11 del capitolo 4: non dovrei avere compassione di Ninive, la grande città nella quale ci sono 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra e la loro sinistra? C'erano 120.000 persone, un po' all'incirca tutta Vicenza facendo 12.000 abitanti. Quindi immaginatevi uno che cammina per la città di Vicenza e inizia a gridare ancora 40 giorni e sarà distrutto. Cosa da matti, cosa da pazzi. Qualcosa che non avremmo mai potuto immaginare, che però c'è stata una risposta. Una risposta. C'è un decreto, e il decreto che Dio manda attraverso Giona è un decreto di autorità, perché il decreto proprio ha questo significato, è di un'autorità che esula dalla volontà dell'uomo, cioè ho stabilito 40 giorni e questa città sarà distrutta. Ma Ninive cerca Dio con tutto il suo cuore. È qualcosa di incredibile. Non viene nominato il nome di Dio, non viene nominato quello che devono fare, ma cercano Dio. Mi sembra un po' di vivere i giorni che stiamo vivendo noi oggi. Io credo che quello che è avvenuto, questo virus che ha messo in ginocchio il mondo intero, e le notizie che ci arrivano non sono altri che decreti, perché non si sa, non sappiamo quando usciremo dalle nostre case, non si sa quanto si potrà risolvere questo problema, non siamo arrivati ancora al picco, ogni giorno i morti aumentano sempre di più. Quindi un decreto in un certo senso, oppure arrivano delle parole che mettono ansia, che mettono paura, che sembra quasi che ci sia una condanna sull'umanità. Quindi un messaggio, ma in questo abbiamo potuto vedere, abbiamo potuto sperimentare che le persone che non avevano niente a che fare con Dio, neanche volevano sapere di Dio, che dicevano che erano atei, quindi si dichiaravano atei, e questi atei abbiamo iniziato a vedere che si sono rivolti a Dio, che hanno iniziato a credere in Dio, e quindi proprio come il re di Ninive fa un decreto, e questo decreto dice tutta la popolazione, tutta la gente, addirittura anche gli animali, che si devono coprire di sacco. Ora provate a immaginare, quando noi leggiamo questo, perché dobbiamo comunque comprendere, anche capire un po', e dobbiamo andare a vedere il significato di coprirsi di sacco. Sembra qualcosa di, come dire, di lutto. No, il sacco lo portavano coloro che avevano la lebbra. I lebbrosi dovevano coprirsi di sacco, e quindi dovevano, questi lebbrosi poi, quando vestivano di sacco, quando uscivano per le strade, non gli era dovuto di stare nelle strade in mezzo alla gente. Loro dovevano stare fuori dai villaggi, in un centro proprio dove stavano i lebbrosi, e quindi aspettare la morte lì, e si coprivano di questo sacco. Ma se dovevano attraversare il villaggio per qualche situazione particolare, dovevano da lontano gridare immondo, così le persone potevano comprendere e capire che erano dei lebbrosi, e quindi questa lebbra poteva sicuramente contagiare e gridare. Bene, questo re gli dice: copriamoci di sacco, mettiamoci sulla cenere, cioè siamo persone colpite dal male. Siamo stati colpiti dal male. E il male qual era? Il loro stesso peccato. Il peccato è il male assoluto, il peccato. Difatti la lebbra nella parola di Dio viene considerato proprio come il peccato. Ma questo fa sì che loro gridano a Dio. E quello che noi stiamo vedendo, che questa situazione ha fatto sì che delle persone che mai avremmo potuto immaginare, stiamo vedendo delle persone che stanno cercando Dio, che stanno correndo a Dio. Certo, il messaggio di Giona è un messaggio di terrore, è un messaggio che incuete terrore, incuete paura. Ancora 40 giorni e questo sarà distrutto. Ecco la quarantena, fra le altre cose. Ancora 40 giorni e sarà distrutto. Quindi stanno arrivando i giorni. Ecco che arriveranno i giorni. Quindi cerchiamo il Signore. Fra l'altro la scrittura ci dice che Giona doveva
doveva camminare per 3 giorni per tutta la città per poter proclamare questa notizia che lui aveva avuto. Io più che predicazione, io dico è un decreto che aveva avuto da parte di Dio, perché la predicazione ha un altro effetto. La predicazione è quella che fa Gesù, e poi vedremo qual è la predicazione di Gesù. Fa un altro effetto, non mette paura, non mette paura nella vita della persona. Gesù è amore, il messaggio di Gesù è amore. Lui è venuto, ha dato la sua vita, poiché Dio ha tanto amato il mondo, amato il peccatore, e Gesù ha dato la sua vita per lui, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Giovanni 3,16, che meraviglio. Questo è il messaggio dell'Evangelo, questa è la predicazione del Vangelo, cioè la buona novella, la buona notizia. Ma qui ci dice la scrittura che la loro paura, la loro preoccupazione era quella di salvare la vita, cioè salvare il corpo fisico. E c'è un passo nella scrittura che dice: non abbiate paura di chi può uccidere il vostro corpo, ma abbiate paura, cioè cercate di avere un timore, ma un timore non quella paura che opprime, ma un timore di colui che può uccidere la vostra anima e gettarla nella gemma eterna, e questo lo può fare uno soltanto, è Dio. E allora Gesù è venuto su questa terra e il suo messaggio era completamente diverso. E vogliamo rivolgerci anche al messaggio che Gesù fa, la predicazione. In Marco, capitolo 1, versetto 14 e 15. Guardiamo questa differenza. Gloria a Dio. Così dice la parola: ora, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del regno di Dio e dicendo: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Gloria a Dio. È meraviglioso. Guardate, Gesù è venuto a predicare il suo regno. Che meraviglia! Il Re del cielo è sceso su questa terra ed è venuto a presentarci il suo regno, e ci ha detto che tutti quelli che credono in lui fanno parte di questo regno, possono entrare in questo regno, nel regno eterno. Gesù ci ha detto e disse ai suoi che voi siete in questo mondo, ma non siete di questo mondo, perché noi facciamo parte del regno dei cieli. Abbiamo un re che signoreggia sulla nostra vita, si chiama Gesù Cristo, il Signore. Che meraviglia sapere che non siamo prede e vittima delle circostanze, degli uomini, di quello che l'uomo proclama, di mettere paura sulla nostra vita, ma noi abbiamo un re. E noi crediamo alla voce del Re. Ecco perché quel cantico che abbiamo creduto: io credo in te, gloria a Dio, io credo nella parola di Dio. Cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà giammai, dice la scrittura. Mai passerà la parola di Dio. La parola dell'uomo va e viene. Quante caricature stiamo vedendo, quante battute stiamo vedendo sugli uomini politici che hanno detto una cosa, addirittura anche scienziati avevano pronunciato, si è esposti, e poi abbiamo visto che in realtà le cose non stavano così, quindi le cose che adesso sono state dette fra un'ora non sono più valide. Non è così nella parola di Dio, perché la parola di Dio non viene mai meno. Lui non ci racconta favole, lui ci dice la verità. Gloria a Dio. E beato l'uomo, abbiamo detto domenica scorsa, beato quell'uomo che confida nell'Eterno. Amen. Beato quell'uomo che crede nella parola di Dio. E noi crediamo nella parola di Dio. E credendo nella parola di Dio, questo fa sì che noi abbiamo pace nel nostro cuore. Quella pace che sopravanza ogni intelligenza. Quella pace che Cristo Gesù ci ha lasciato prima di ascendere al cielo. Ha detto ai suoi: vi lascio la mia pace, la pace che il mondo non vi può dare. Certo, nessuno di noi può dire che forse non sarà colpito da questo virus, chi lo potrà dire? Però io so una cosa, che se Dio lo permetterà, lui starà vicino a me, mi darà la forza. E proprio come ha detto un caro amico e servo del Signore, un mio caro amico che da tanti anni serve il Signore nella chiesa perseguitata, che sta proprio lì in ospedale e è sotto ossigeno, e proprio da diversi giorni stava dicendo:
Se il Signore mi darà la vita ancora, io proclamerò ancora la sua testimonianza al mondo intero che Lui è il Signore della mia vita. E se non lo farò, correrò fra le sue braccia per abbracciarlo. Gloria a Dio! Che bello sapere che quando noi lasceremo questo mondo saremo con il Signore. Sì, perché la sua parola ci dice sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. E allora Gesù è venuto a predicare il regno. E voglio dirti, amico mio, amica mia, e fratello mio e sorella mia, voglio dirti questo: chi è stato il primo a entrare nel regno di Dio? Chi è stato il primo a entrare in quel suo regno? È stato un ladrone che era a fianco a lui sulla croce, uno che non ha visto i miracoli di Gesù, non lo ha visto quando ha risuscitato i morti, non l'ha visto operare miracoli, lo ha visto sulla croce soffrire come lui, e gli hanno sputato in faccia, lo hanno picchiato, lo hanno oltraggiato, lo hanno crocifisso, e lui, guardando negli occhi di Gesù, ha potuto vedere quel regno, perché gli ha detto: Gesù, ricordati di me quando tu sarai nel tuo regno. E Gesù afferra quella preghiera e gli dice: oggi stesso io ti dico in verità che tu sarai con me nel mio regno. Gloria a Dio! Ecco, il primo è entrato nel regno di Dio. Gesù è venuto a predicare il regno di Dio. Questa mattina quello che voglio dirti: sei tu appartenente al regno di Dio, o fai parte di una denominazione cristiana, o fai parte di una religione cristiana? Non è così che si entra nel regno di Dio. Nel regno di Dio si entra perché noi facciamo parte del corpo di Cristo, e il corpo di Cristo sono coloro che hanno sperimentato Cristo nella propria vita, perché non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Gloria a Dio! Quindi questa mattina la prima domanda che tu ti devi porre è proprio questo: fai parte tu del regno di Dio? Se tu fai parte del regno di Dio, non avere timore, non avere paura, perché la tua vita è nel palmo della mano del Signore. Gesù disse al Padre: Padre, quelli che tu mi hai dato, io li ho custodito nel palmo della mia mano, e nessuno li rapirà dalla mia mano. Quindi noi siamo al centro della volontà di Dio, e questo è bello sapere, che io sono al centro della volontà di Dio e non posso essere preda e vittima delle situazioni e delle circostanze o da cattive notizie, e non voglio correre al Signore per paura, ma io corro al Signore perché il messaggio di Gesù è un messaggio d'amore. La predicazione di Gesù è una predicazione di amore. Sì, perché la predicazione, proprio il termine predicazione, vuol dire istruire, edificare ed esortare. Gloria a Dio! Quindi la predicazione del messaggio ti istruisce, la predicazione del messaggio ti edifica, la predicazione del messaggio guidato dallo Spirito Santo ti esorta. Non era quello il messaggio, la predicazione di Giona. La predicazione di Giona era una predicazione di paura, ma malgrado ciò, malgrado questo, si convertirono, tutti si rivolsero al Signore, e il Signore vide e ne ebbe compassione. Gloria a Dio per le compassioni di Dio che si rinnovano ogni giorno. Sì, è un messaggio di speranza. La speranza vuol dire proprio: ravvedetevi e credete all'Evangelo. Questo è quello che ha detto Gesù. Gesù ha detto: ravvedetevi e credete. Il ravvedimento vuol dire proprio, comunque, dal termine ravvedere, vuol dire proprio comunque fare un esame di coscienza, esaminarsi. Ognuno di noi deve esaminare la nostra vita, esaminarsi. E se noi ci esaminiamo, sicuramente ci troviamo peccatori. E c'è soltanto uno che può rimettere i peccati, c'è soltanto uno che può toccare il cuore dell'uomo e cambiarlo da un cuore di pietra a un cuore di carne, e c'è soltanto uno che ci ha comprati su quella croce, si chiama Gesù Cristo il Signore, e nessun uomo può rimettere i peccati, nessuno può dire a qualcun altro: va che sei salvato. Assolutamente no. Ognuno di noi deve avere un ravvedimento, si deve ravvedere dei propri peccati e deve chiedere perdono al Signore. E una volta che noi ci siamo ravveduti e abbiamo creduto nel Signor Gesù, come ci dice la Scrittura, se noi crediamo con tutto il nostro cuore e se noi confessiamo con la nostra bocca che Gesù è il Signore della nostra vita e lo abbiamo fatto Signore e Salvatore,
e abbiamo creduto nel suo sacrificio, la scrittura ci dice che noi siamo salvati. E voglio dirvi di più, il nostro nome viene scritto nel libro della vita e quel libro un giorno sarà aperto davanti al trono di Dio e tu verrai chiamato e ognuno di noi verrà chiamato e quel nome ci dovrà essere. Il guaio è se quel nome non ci sarà. Più delle volte noi pensiamo che fare qualcosa che appartiene ad una forma religiosa, questo ci salva. No, non ci salva. Questo non ci salva. La scrittura ci dice che tutto quello che noi facciamo sono come dei panni sporchi, quindi non sono le opere. È per grazia che noi siamo stati salvati, dice l'Apostolo Paolo agli Efesini capitolo 2, versetto 9 e 10. È per grazia che noi siamo stati salvati. Non è in virtù d'opere affinché nessuno si glori, ma è per la grazia di Gesù. E allora il messaggio della buona novella questa mattina che Gesù vuole dare a te e vuole dare a quanti ancora non lo conoscono, vuole dirti: non avere timore, non avere paura delle notizie e non correre al Signore solo perché ci sono delle cattive notizie e quindi questo inquietano e quindi in un certo qual modo vuoi metterti al posto. No, io voglio dirti questo questa mattina. Lascia entrare il Signore nella tua vita, lascia entrare Gesù nella tua casa, nella tua famiglia e allora tu vedrai una pace profonda, tu vedrai un cambiamento radicale nella tua vita, nella tua famiglia, nella tua casa, perché è la pace del Signore. Vedete, nell'Antico Testamento, quando l'angelo distruttore passò per le case, dovevano mettere un sangue sugli stipiti delle porte, il sangue dell'agnello, e quando l'angelo distruttore passava, guardava quelle case dove c'era il sangue, passava oltre e quindi non distruggeva, non uccideva i primogeniti. Oggi Gesù non è sulle stipite delle porte, Gesù è dentro la nostra casa, è dentro il nostro cuore. Gesù è dentro la casa, le case di quanti credono in loro. Sì, Gesù è in mezzo a noi. Io non so in questo momento dove tu ti trovi, ma sono pienamente sicuro, certo, che se tu lo invochi, tu sentirai la sua presenza vicino a te. Tu sentirai che lui ti abbraccia, sentirai quell'abbraccio paterno che ancora una volta ti dirà: non temere, perché io sono con te. Sì, i giovani ieri hanno scritto su un filmato, ci sono 365 volte nella scrittura che è scritto non temere, perché ogni giorno c'è un non temere nella nostra vita e non è un caso. E siccome che nell'ebraico in un verso è scritto una doppia volta, quindi non temere, quindi è 366 volte. E quindi voglio dirti che anche in quest'anno, che è l'anno bisestile, il Signore non si dimentica dell'anno bisestile. Lasciamo queste cose a coloro che credono ai tarocchi, a queste magie, a queste cose, ma sai, tutto nell'anno bisestile. Lasciamo queste cose a chi crede queste cose, ma noi crediamo nel Figlio di Dio, noi crediamo in Gesù Cristo nostro Signore, noi crediamo che Lui è qui. E allora, ancora una volta, io voglio dirti questa mattina e voglio concludere questo messaggio breve, ma voglio dirti questo: credi, ravvediti e credi al Vangelo. Credi, il Vangelo vuol dire la buona novella, la buona notizia. E allora credi alla buona notizia che questa mattina sta arrivando nella tua vita. Non temere, non ti preoccupare, perché la tua vita è nelle mie mani. E se dovesse succedere qualcosa, non ti preoccupare, io sarò con te. E assicurati che la tua vita, questo è importante, assicurati che la tua anima, che durerà per l'eternità, appartiene al Signore, perché Gesù non è morto soltanto perché è scritto sì nella parola in Isaia che per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Certo, il Signore è potente a guarire, è potente a liberare, ce lo ha mostrato tante volte, ma questo è per un tempo nella nostra vita che viviamo su questa terra. Ma Gesù è morto affinché noi abbiamo vita e vita eterna. L'anima nostra, lui è venuto a conquistare la nostra anima che dura per l'eternità. E allora concludiamo di nuovo con il canto. Io credo in te, e chiederei a Katia che possiamo cantare insieme, lodare il Signore insieme e terminiamo così. Dio ti benedica grandemente. E tu che sei lì a casa adesso, se puoi chiudere i tuoi occhi mentre noi cantiamo, se puoi fare una preghiera al Signore e anche tu fai di questo canto il tuo canto, io credo in te. Amen.
Gloria a Gesù. Alleluia. Santo sei, Signore. Santo sei, Gesù. Possiamo offrire un culto a te. Te mio Dio, vedo me stessa con ciò che sono per te, Signore. Grazie, Signore. Il mondo mio è nelle tue mani e sono tua per sempre. Alleluia. Io credo in te, Gesù. Appartengo a te. Grazie, Signore. Signore, È per te che io vivrò, per te io canterò. con tutto il Sì, Signore, io credo in te, noi crediamo in te. seguirò Amen. ovunque tu andrai, con lodime e gioia, ho fede in te. Sì, Signore. Camminerò nelle tue vie, nelle promesse per sempre. Io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore. È per te che io vivrò, per te io canterò. Io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore. È per te che io vivrò, per te io canterò. Signore, noi crediamo in te. Alleluia. Non dipendiamo da nessun uomo, Signore. Chiunque esso sia, noi crediamo in te, Gesù. Crediamo nella tua parola. La tua parola è verità e vita. Oh sì, Signore. Tu hai l'ultima parola sulla nostra vita. Ti adoriamo, Signore. Alleluia. E ti adorerò. Io ti adoriamo, Signore. adoro. Che privilegio che abbiamo di adorarti, E Signore. ti adorerò. Oh, alleluia. Io ti Sì, Signore. adoro. Ti adoriamo, Signore. E ti adorerò. Io ti adoro. E ti adorerò. Io seguo in te, Gesù, Appartengo a te, Signore. È per te che io vivrò, per te io canterò. Io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivo, per te io canterò, io credo in te, Gesù, appartengo a te.
l'eternità. Per te che io vivrò, per te io canterò con tutto il cuore. Alleluia. Grazie Signore. Grazie Padre per il culto di questa mattina. Grazie per la tua preziosa parola che tu ci hai dato al nostro cuore questa mattina. Padre, ancora una volta noi vogliamo dire questa mattina, vogliamo dichiarare che noi apparteniamo a te e lo apparteniamo perché tuo figlio ci ha comprati su quella croce. Noi abbiamo creduto nel sacrificio di Cristo. Signore, questa mattina per quanti ancora non lo conoscono e questa mattina hanno ascoltato questo messaggio della tua parola, che possono fare di Gesù il loro Signore, il loro Salvatore, affinché possano appartenere a quel regno, al tuo regno. Grazie Spirito Santo per questo culto di questa mattina. Signore, noi crediamo in te con tutto il nostro cuore e che ognuno che ci sta ascoltando possa dire insieme con me: anch'io, Signore, credo in te. Anch'io credo che Gesù Cristo è venuto in questo mondo per salvare e redimere l'anima mia affinché io diventassi un suo figliuolo e potessi entrare nel suo amato regno. Gloria a Dio. Amen. Dio ti benedica, Dio ci benedica. Il Signore è con noi, non temiamo, Dio è fedele. Buona domenica.